Beh, sì, penso di essere stato l'unico che fin dall'inizio ha sollevato il grande tema del grande avversario che tutti avevamo, che è l'astensionismo, che poi si è concretizzato. 16 punti o anche di più rispetto al 2020 significa veramente tanto. Io penso che sia fondamentale essere sempre coerenti nella vita, soprattutto quando la parola si dà ai cittadini. Ho questa elezione, adesso vedremo di capire i numeri, di capire bene le proporzioni anche di questa vittoria, che è una vittoria che ci rende assolutamente felici, che dimostra anche un riconoscimento di quello che ho fatto per 15 anni e mezzo, altrimenti i cittadini non ti premierebbero in questa maniera. Fatta la contabilità, sicuramente sarò in consiglio regionale e poi il futuro non ve lo so dire, ma comunque andrò in consiglio regionale. Ho sempre portato avanti questa idea della difesa identitaria, della difesa di dar voce a chi non ha voce, e penso che i Veneti abbiano sempre apprezzato questo. Me lo lasci dire con una punta, anche se vuole, di modestia. Non è normale trovare un governatore che dopo 15 anni e mezzo è ancora gradito dai suoi cittadini, vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Ma guardate, noi non abbiamo nemici, non ce li abbiamo all'interno del centrodestra, tantomeno fuori. Io ho cercato sempre di rappresentare un dialogo con tutti, che sia un dialogo civile. Dopodiché, se qualcuno vive le sfide, le vive per conto suo. Noi andiamo avanti per la nostra strada, il nostro è un partito, è un movimento che ha una storia che è unica, è un movimento che basa tutto su delle idee che sono diciamo il sacro graal, per così dirlo, per quello che riguarda noi, l'identità, la difesa e dar voce a chi non ha voce, il grande tema del federalismo, la legalità, insomma tutti i temi sui quali noi ci siamo sempre spesi in questi anni, e poi la difesa di questi territori, che sono i nostri territori del nord, che hanno comunque delle istanze diverse da altri territori, quindi se esiste una questione meridionale insindacabile che va diciamo risolta, è altrettanto vero che in questo paese ne esiste un'altra, che è quella settentrionale, che anche questa è insindacabile e va risolta.